Aspettiamo Barbara Maculan, la cooperativa Mimosa, che ci racconta questo che non è un film. Grazie Stefano, per la Barbara e poi le conclusioni. Ultima come sempre. Allora, grazie Stefano per l'introduzione. Scusate, io mi metto in questa posizione perché controllo meglio il microfono e la voce, quindi anche. Allora, rispetto alla proposta, no, la mozione giusto già approvata dalla Regione Veneto, c'è ovviamente una grande preoccupazione per tutti noi che ci occupiamo del fenomeno della prostituzione, in particolare della tratta, che questo abbia effetti molto peggiorativi rispetto allo sfruttamento, molto peggiorativi, perché sposterebbe il fenomeno al chiuso e tra l'altro anche altri modelli europei regolamentisti lo sfruttamento non l'hanno sconfitto. Questo va detto, non c'è un modello che sia abolizionista, che sia proibizionista, che sia regolamentista che abbia sconfitto lo sfruttamento. Noi esistiamo per quello, per essere di supporto alle vittime di tratta. Se mi permetti, Claudio, mi dai un minuto, forse è utile inquadrare il fenomeno. Sono 70.000 le persone che si prostituiscono in Italia, sono 9 milioni clienti della prostituzione, vuol dire un uomo, virgola 3 periodico su 3, uno abbondante su 3, sono tanti, e sono il giro, il giro d'affari, siamo su dati nazionali naturalmente, no? Il giro d'affari è di 5 miliardi di euro, quindi queste sono le stime ufficiali elaborate dalla Commissione Affari Sociali, dati del 2010. Veniamo al Veneto. Il Veneto è assolutamente centrale rispetto al fenomeno della prostituzione. Sappiate che comunque si parla di stime, nessuno in Italia sa, nessuno può sapere quante siano esattamente le persone che si prostituiscono. Quello che possiamo sapere è, diciamo, possiamo avere cognizione della parte apicale del fenomeno, quella più visibile, quella su strada, e lì noi ci siamo. Nel Veneto ci sono 1500 persone che si prostituiscono. C'è stata questi sono i dati del 2013, c'è stata una leggera inflessione. Come facciamo a sapere quanti sono? Perché ci sono le unità di strada che monitorano il fenomeno. La mia organizzazione copre 3 territori, il territorio di Treviso, il territorio di Padova e il territorio di Vicenza. Sono dati alti rispetto al fenomeno della prostituzione, diversamente da quello che diceva Piero Ruzzante rispetto appunto ai vari modelli del Veneto. Il Veneto, ma non per merito della Regione Veneto, è il modello di riferimento sugli interventi a favore delle vittime di tratta a livello europeo. Questo perché esiste una legge regionale che è la 41 del 97 che dal 2008 la Regione tenta di azzerare, ripristinando il fondo solo in extremis, solo in assestamento di bilancio, tanto per darvi un'idea di quello che stanzia la Regione Veneto, solo perché si va lì a sottolineare a cosa servono questi servizi, e servono a tutti noi, dopo vi spiego anche perché. Gli stanziamenti sono di all'incirca 100-150 euro, 1.000 euro all'anno. Sapete cosa vuol dire per il singolo comune? Vuol dire, a Vicenza mi pare siano arrivati 20.000 euro, Padova un po' di più, 28.000, un comune come Treviso ne prende 11.000, cioè niente. E questo serve a mantenere le unità di strada.
Le unità di strada monitorano il fenomeno, contattano le persone su strada, promuovono la tutela sanitaria di queste persone, accompagnandole poi di giorno fuori dal contesto lavorativo in ospedale, ed è lì in ospedale, quello è strategico perché è un primo colloquio con la persona. In quel colloquio lì la persona ti può raccontare una parte della sua storia e puoi valutare se questa è una storia di sfruttamento. Tenete comunque presente che tutte le persone che noi vediamo su strada sono sfruttate, che ne dica magari ne dicano i giornali o le forze dell'ordine, perché è come dire, riassuntivamente è più semplice, come dire, visto che non ci sono le denunce, dire le persone sanno quello che vengono a fare e non sono più sfruttate. Si tratta di una libera scelta. Non si tratta di libera scelta, a volte si tratta di scelta, di una scelta in mancanza di prospettive, ma non sapendo esattamente quali sono le condizioni. Ecco. Quindi con sfumature diverse, ma sono tutte sfruttate le persone che si prostituiscono. Ha ragione Stefano Fracasso a dire che non ci sono le pretty woman, magari ci sono nell'aspetto, ci sono le donne sudamericane che apparentemente sono tranquille da un punto di vista amministrativo, sono autonome, sembrano anche molto sicure, ma non sono le pretty woman. Il marciapiede anche per loro ha un costo e il costo è 50 euro al giorno. Questo si chiama sfruttamento della prostituzione ed è un reato punito. Tanto per dirvi, le unità di strada quindi sono il primo tassello di un sistema, ripeto, di eccellenza, non è uniformemente diffuso sul territorio nazionale, esiste solo nel Veneto, che va dal primo contatto su strada, quindi il primo contatto con la persona che si prostituisce, fino all'autonomia di questa, perché in mezzo c'è l'accompagnamento sanitario, il numero verde nazionale contro la tratta, che per nostra fortuna è qui a Venezia, c'è il collocamento in pronta accoglienza, quindi se la persona è vittima nel giro di meno di 24 ore è al sicuro in una struttura protetta, e poi viene messa in prima accoglienza e fa un lavoro di integrazione sociale, insomma, finalizzato al reinserimento sociale. Quindi vedete che dalla strada all'autonomia è tutto coperto da finanziamenti, per nostra fortuna, pubblici. La Regione ci tenta tutte le volte. Io ringrazio qui pubblicamente tutti i consiglieri del PD, ma anche gli altri, insomma, che rispetto alle battaglie con la Regione ci supportano. Ripeto però sempre a me stessa e ai colleghi, siamo noi che abbiamo un ruolo di advocacy, siamo noi che dobbiamo andare in Regione, perché io non devo come dire, convincere il consigliere Fracasso, il consigliere Tiozzo, Sinigaglia, Ruzzante. Noi dobbiamo convincere la maggioranza rispetto a quello che facciamo, e quindi non dobbiamo mollare questo presidio e andare a dire quello che con i nostri servizi si può fare, perché non è solo la questione che con quel servizio tu aiuti a uscire dal buio dell'emarginazione delle persone che sono sfruttate, ma dai un servizio all'intera collettività, perché mantenendo in buona salute quelle persone previeni la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili. C'è anche l'altra faccia del cielo, no? C'è anche la domanda del sesso a pagamento, quelli siamo noi, dico noi nel senso, no? Ecco, per non parlare della questione culturale, cioè l'oggettivazione della donna non è solo su strada, è negli schermi, è ovunque, no? Allora altrettanto importante fare un lavoro di prevenzione primaria con i ragazzi nelle scuole, ecco, insomma, rispetto, e chiudo perché credo di essere fuori tempo massimo, fa bene Stefano Fracasso usare la parola complessità. Noi siamo sempre
tenuti per ultimi nelle audizioni, anche oggi, ma so che non è puramente No, casuale. È stata voluta proprio perché potevamo darti questa battuta. Vabbè. Qui ci muoviamo in terreni molto molto complessi, gli amministratori locali lo sanno, si parla di persone, siamo in un'epoca in cui grazie insomma, per la crisi economica io credo che chi pensa alle politiche non debba tanto pensare alle opere ma alle persone, quindi per le opere magari pubbliche, il cemento, quelle cose, quindi grandi investimenti forse si può un attimo aspettare, ma è il momento delle persone. In un fenomeno come quello della prostituzione e dello sfruttamento ci sono tanti attori del film e sono tutti, a parte le organizzazioni criminali ovviamente, tutti titolari di diritti, questo lo dobbiamo ricordare, ma compresi i giovani che hanno diritto ad avere informazioni e a crescere la conoscenza su qualcosa che è sotto i loro occhi, perché è visibile, è assolutamente visibile. Quindi che la prevenzione sanitaria, la prevenzione primaria debba essere l'orizzonte strategico agli interventi contro la tratta e lo sfruttamento, dobbiamo continuare a ripeterlo loro, perché la cosa appunto ci riguarda tutti. Non dobbiamo stancarci di chiedere udienza in regione diciamo a chi può fare le scelte. Tenete presente che Sernagiotto è assessore dal 2010, è dal 2010 che io a nome di tutti i colleghi del Veneto chiedo udienza almeno 3 o 4 volte l'anno, insistendo perché non mollo facilmente. Non ho mai ricevuto una risposta, e i consiglieri regionali sanno che una delle ultime volte io ho intercettato anche l'assessore al bilancio regionale chiedendogli come mai c'è questo zero sempre accanto alle nostre voci, perché sai, uno zero è per sempre, come si dice, no? Cioè qui si chiudono i servizi e lui dice guarda che non devi venire da me, fai un passaggio prima con Sernagiotto, peccato che non c'è. Ecco, quindi grazie per questa opportunità. Chiediamo appunto una stabilità da qui a questo punto a Sernagiotto, ovviamente che ci siano dei fondi, che non ci sia più lo zero, che siano stabilizzati, perché sociale vuol dire tutti. Okay. Grazie. Grazie Barbara.